Innanzitutto il nome non mi ricordo più, come si chiama ella? Mi ha detto? Campello Caterina. Caterina, classe, sì? 21. Ah, da 21. E mi diceva che stava dentro su una casetta di qui una volta. Sì, una baracca. Dove che abitava dove ora è? Al passante. Mi dice dove che è questo passante? È il passante, è presente il passante in fondo, che passa per sotto i bocchi, che viene da via il canale di via e passa per sotto del sì, e va fuori. Il canale nuovo, no, diciamo. E abitava là, che adesso c'è un vigneto, c'è stato là. Adesso che ha fatto un po' come tirare di cultura, gli ha messo un vigneto, e là una volta erano tutte baracche, ma ne erano diverse baracche. Io sono stata una decina più, non abitavamo là. Erano 11 fradetti, 11 fradetti, uno di rimane l'altro, si pensa, su sta baracca, quanto freddo, quanta fame che abbiamo patito. Dai a tagliare canna, canotti, per farmi mamma, un po' mamma poveretta, fare un fiade punta per mangiare. E poi ne dava da mangiare un fiade di zucchero, un pezzettino di carta, metti un fiade di zucchero, e tocciamo, mangiamo punta di zucchero. E si pensa, che vita che abbiamo fatto, un po' mamma poveretta. È morta giovane, tanti sacrifici che aveva fatto. E che mestiere facevi a sua famiglia? E niente, trovavo da lavorare, dopo che cominciava a venire i fratelli più grandi, andavamo a lavorare a Veronesi, e papà si partiva da in fondo, da dove che stiamo, e andava a lavorare a Marghera in bicicletta, si pensa di andare a Marghera in bicicletta. E era già ancora in baracca? Ancora in baracca, certo, ancora in baracca. Fin quando sei andate avanti queste baracche? Non mi ricordo quando chi ha avuto via le baracche, perché dopo che ho fatto dei casetti, un piano, io ho fatto dei casetti. Sempre là sul passante? Sempre là. Ma noi che sei mia P? No, e dopo queste casette, e i gatti bui anche qui, io ho dato non so quanti soldi, pure che ho regalato, ne sono tanti che si è fatto appena del canale, del sì. Che a cari sorta, che Aveva visto che il brocco delle case, che così. Ecco, e invece mio fratello l'anno io stava, e io andai ad abitare, e si era tolto qua, davanti a Cesa. E io si era fabbricare. E io ho buttato giù i baracchi, gli ho dato un po' di soldi di sbaraccamento, e io ricco con i suoi strusti e con le sue fadighe, e si era fatto su un fiato a casa. Ma che baracche, che era anche una volta? No, siamo andati noi altri proprio là a abitare quei baracchi. A primi? A primi. Era appena dopo la guerra? Sì, appena dopo la guerra. E come mai che aveva fatto queste baracche? È perché ieri, prima noi abitavamo a Quarto d'Altino, sotto il Franchini. E dopo tanti fradetti non rendimmo, a terra non rendia per viva, e non era più su là, insomma, e ne era mandato via. E ora il comune ne ha dato sto posto, queste baracche, e siamo andati a abitare qua a Porta Grandi, da Quarto Altino. Stiamo via Claudia Augusta, che è ancora a casa dei contadini, che abitava mio papà e i nonni, ancora là. E ne ha mandato via Franchino, perché tanti fratelli, insomma, non rendevamo, non so, non si sapevamo niente, neanche il mangiare. Vivevamo altro che avevamo queste bestie in staia, con latte, un po' di latte per mangiare altri fioi, piccoli, tutti piccinini, e dopo con la nalla. In mezzo a queste baracche? In mezzo a queste baracche. Come era la vita dentro, mi dica? Dentro avevamo... Come era fatta innanzitutto queste baracche? Così, come qui. Una manda e toe? La mandatoia. E basta? E basta. Magari messo delle carte dentro? No, niente, con nevegava. Con veniva neve, a mattina se svegliavamo che le sole erano pieni di neve e querte. Sì, mi fate una brutta vita. Ecco pioveva? Ecco pioveva lo stesso. Passava qualche giorno? Ma tante giorni, no poche. Evento? Evento tanto. Una volta era stato una ventera, un temporale, insomma roba che ne portasse via, siamo scampai. E ora siamo attaccati uno altro, tutti degli umani, attaccai una mano altra, e davanti mia povera mamma, poveretta, che ne tirava, siamo andati che là dal passante, che c'è una casetta, siamo andati dentro là perché avevamo paura che il vento ne buttasse per aria. A baracca sembra che ne portasse via, perché dal colpo del vento ne ha aperto la porta della cucina.
mi ha aperto la porta della cucina perché non era chiuso, no, era dentro feia poco. E mi ha aperto la porta della cucina, ero un po' la mamma, non è che c'è tutti, uno di rimane altro, taccai, per man, e siamo andati in questa casetta, Sull'Argine camminando. sull'Argere. Suo padre dove eri? Mio papà era a lavorare A Marghera, a Marghera, in quel tempo. su quel tempo. O se no anche verrangiavi andavi in cerca dei canotti, Sì, dei cane, sì. Cosa che E poi facevi? mamma andava a lavorare ai contadini di Ara del Ferro e la portava a casa poche patate, 2 o 3 fasioi, tutte che robe là. E mi sono stata anche maiata, che gli era più vecchia, no, gli era un altro fratello più vecchio di me. Mi sono stata maiata e ora poi ho potuto andare a lavorare. E ora andavo a lavorare mia mamma e mi stava a casa e mi curava i miei fratelli e così abbiamo fatto la nostra vita. Finché siamo venuti i più grandi, i fratelli, dopo chi da una parte, chi da che altra. Insomma, si è arrangiato, ecco, dopo una volta si è anche sposato. E così abbiamo fatto. Se che sposava anche io, sei venuto a stare qua, ora. Sono venuto qua ancora qua sotto, Solo le scuole, sotto le scuole. sotto le scuole. Sotto le scuole. 40, che suo marito invece... E mio marito prima l'abitava di là, che è nato di là. E dopo che venivo qua aveva 17 anni. Beato, cosa facevi vedere? E dov'è? Sempre. Sono stata. Qui è che si vede qua, davanti, qui è grande qua. Qui è che vedi che sono anche su. Avanti adesso, perché non così più bestie, non vedo più niente. E ora si vede che dopo tanti anni non si più tirare su e va su, ecco. Ma e di chi era la proprietà di questa area? È veronese sempre. E quante vacche e bestie che erano? Tante che mi era. Poi mio marito moseva e bestie. E ho fatto una brutta vita. E dopo sono andata in pensione con 200.000 franchi al mese. Con 45 anni di lavoro. Come mai così poco? Perché gli versava poco? Gli versava poco perché si versava tanto, mi tirava più schei, mica più schei di viva. Ma quante che ne era dentro a bestie ora? Oh Dio, non saperia adesso dirgli quanti. Ne era Adesso qui hai una baracca da soli, insomma, in confronto alla vostra. a confronto nostra sì. Qui era una casetta, a confronto della nostra. Ah, era portia magari come la vostra? No, sempre sta fatta proprio. Toe più grigioi È subito? il Quando l'hai grigioi? fatta? Sì. Oh, non mi ricordo, so che mio marito stava qua quando chi ha fatto, perché il parone che aveva dato a mia suocera tutto che il tocchetto di terra qua. Perché gli era, che suo marito poi sta 30 anni in manicomio a Mogliano. Suo marito della suocera? Sì, suo marito. Ieri era qui qua del paese? No, però una volta non era qua, era da che altra parte, Fremeso a mia casa e a Osteria. Non che capire adesso? E dopo si era stroppata e l'aveva fatta qua. La viene da sotto? Non Sì. da acquedotto? No, da sotto. Adesso non viene più su acqua. È un anno che non viene più su. Arrestava sarà 5-6 anni. Dopo che cominciai a buttare a Iossete, che a volte del terremoto, si vede che ha mosso sotto, a buttare più in bocca, andava avanti 4-5 anni. Adesso è un anno che non butta più. Niente? Niente. Avevi l'acquedotto comunque? Sì, io non l'ho veduto. Ieri è buona che acqua? Ah, già, certo. Io venivo sempre a controllarla, perché avevo paura che magari l'acqua fosse... Vicino al salso. Io venivo sempre a controllarla, ma non è mai venuto di stropparla, di fare qualcosa, che io avessi trovato qualcosa sull'acqua. Per carica ha detto che quella del Sil che tu era più buona. Che tu era più in Rio. Chi tu è più su, Comunque. può darsi. Comunque era più avanti, insomma, a Fontanea. Sì, 3 mesi di case là. E ora restando a queste baracche, diciamo, Mm. questa era già partita bene, insomma, una casetta. Sì, una casetta. Dopo cosa che hai venduto, vendeva piatti, magari, Sì, no? vendia piatti, vendia robe Casalinga. robe di casa, insomma, piatti, tecce, chi che robe. era la famiglia? Abitava a Bosco, Sua famiglia Bosco vendeva. Bosco, sì. Che era qua della zona, abitava tutto qua, Sì, originari, sì, Bosco, sì, tutto. sì. Prima l'abitava alla vicina Cisa. Ho capito. E dopo che si è fatto invece i qua. vostri capanne, insomma, come si può dire, Baracche. baracche, era sempre fatte così, però senza Senza grigioni. malta di sopra. E ora A Toè, si vede a Toè, insomma, si vede a Toè. E non potevi mettere qualcosa avanti, stroppare un po'. Ma noi non potevo. Ecco qua mio marito. Ecco qua. Ah. Vuoi andare a trovarlo al bar Scarafia? No, sono arrivato tardi. No, noi non potevamo, come facevamo? Dove si trovava che roba? I soldi. Come si che si faceva? Che mio papà poi andava a lavorare per anni
torni un fiale poi, torni un fiale a mangiare, ecco. E in più sopra cosa toevi, Valtteri? Andavamo anche a pescare. Pescare, andavamo a Cape, andavamo a Staglione, andavamo a Ecche, poi andavamo a ciappare nonni una volta che dicevamo che il pessetto piccolo che adesso li butta via, non mangia più, perché non è più, dice che non è buonissimo. E una volta noi vivevamo con qui, ecco. Andavamo a pescare a Cape, a Moecche, andavamo sempre per la Barina. Ecco qui andavamo avanti. E vendevi anche? No, per mangiare. Sì. Aspetta che dico adesso. Sei alle 37-38. Che si è formato? Sì. Io ho sentito dire addirittura che ne era una che risaliva sempre qua a Porte Grandi a 1800 e roti. Va bene. Io non lo so. Ma 1800 mi sono... Beh, logico, io no, io so. Guarda, è sempre stata, tanti anni. Ma io perché hai detto 1937? Perché mi sono nato dentro che il momento è. Ma che era già? Ieri già prima dell'altra gente ancora, ma è morti via. Sì, ma ora vuol dire che... Ieri. Perché che si chiama Cassa Peotta? Cassa Peotta, scaccia pensieri il messo. Si chiama, come si chiama? Cassa Peotta, scaccia pensieri. No, altri non ho messo questo, l'ho messo. Guarda che mi dico, Dio. Sì. Io del 37 la casa trovata, insomma. Sì, ho trovato, sono entrato nel 37. Quanti soci che sei? Adesso siamo 100 soci. Vero. 100, 102, 103 ogni anno. E perché si chiama Cassa Peotta? Messa nome no altri, un nome così. Ma Peotta, perché ste Peotte? Non era dei barche Peotte? La casa Peotta è per tutto quanto, perché tante case qua. In tutta la zona qua, per tutte le zone qua, qua ne 4 case Peotte qua. Sì. La cosa qua, la guerra di una, il bar, la pizzeria di un'altra, questa qua mi siamo andati in un'altra. Piveggia, poesia. Piveggia è nostra. Scaccia pensieri? Sì. Sempre stata Scaccia pensieri, no? Sempre sta che il nome ha. Sempre tenuto il nome ha. sempre. Sì, ma mi voglio domandare perché è un nome Peotta, così. Peotta, perché Peotta? Cosa c'entra Peotte con queste casse? Peotte non era dei barche, che mi sappi? No. Non so neanche come sa. Non dico, mi hanno messo il nome Cassa Peotta, che chiamava per tutto, Cassa Peotta. Non so. Adesso mi blocchi che domande che mi conti un attimo come che era la vita dentro so che abbia stare che io lavoro a 40 anni, è vero? Ho 40 anni pure là. Quanti? La mia vecchia sa che sta. Ah no? No. Quando Era è stata fatta del 12. E mi sono del 16. Come fa a sapere che è stata fatta nel 12? Era data perché mi sono nato sotto mio paron qua, ancora sto. Veronese. Buon uomo. Vicenza. Tra virgolette. Visentini. Visentini, non veronesi, Visentini. E sta a Vicenza, Visentini proprio. Infatti la moglie adesso sta a Vicenza, se mi volesse trovarla, questa signora Veronesi, vero? Questa qua sì, perché io sono lavori di qua, che hanno 3.000 campi qua, io sia grande. E questa qua sta a Vicenza. Che si è data ancora so che a casa là. Ieri sta tema qua, ma no, io mi faccio alto. Ma cosa è più stemma adesso? Del 12 è stato. Era data. Sì, buono. Ho capito. E come consisteva il lavoro vostro? Quante vacche che era dentro innanzitutto? Vacche, abbiamo 60 bestie, 70 bestie. Che era una boaria o una staia? Una boaria. Scenda. Boaria. Quanti che ne era? Noi ne avevamo 10, 20, 30, 40, 60 era di qua e altri 30 era qua. Dice tu stai. Una di qua che ne abbasso tutto quanto c'è. Una di qua, una di 60 vacche ero qua e tutti di qua e io 60-70 bestie. In tutto su questa quasaia qua? No, e la qua che ne sta 30-35. 35. E che altre dove eri? Era più basso, che basso. Ah, che piccola idea. Che bassa. E se dove? Una qua. Questa cae? Sì, una di qua e una di là. Sì, il cammino. Da Dio a macchina. Che basso è. In tutto era una settantina di 70 bestie. E in quanti le curave? Era io e chi? In 4, 5 chi anni ha. Cioè perché sennò tutto a mano, non era mica come adesso che è tutto automatico. In tanti in 5 per curare 60 vacche. Sì. Cosa consisteva il lavoro? A mano, tutto quanto a mano, tirimo fuori il letame, tutto carico e via.
Commissario a che ora mattina? La mattina attacchiamo alle 4 e finimmo alle 7, 8. Cosa facevi? E dopo Mi dite uno, tutto quello e che dopo facevi, uno vero? fa ai guardiani, facciamo un giorno per uomo e gli altri andavano a casa. E attacchiamo qui a Reddo 2 e mezza e fino a 6. 3, 6, 5 e mezza, 6 finimmo. Era il compito del preciso, cosa ieri? Adesso- Mozart, Netar e tante robe sono state. Vedei piccoli, da latte. Ma anche in sera? Sì. Ma poi vendevi, levavi? Vendia il paron, il paron che no, li levavamo dopo una certa età, li vendia il paron, proprietario nostro. Quante ore che avevi di compito vostro? da fare? 8 ore, Era proprio 8 ore? Anche una volta, anche all'inizio? sempre stato 8 ore, ma sa dopo se cambiavano, perché uno stava tutti i giorni. E credo che ne fia 12, 8, 16, perché fino un giorno per uomo a de guardia là, perché uno era sempre un fermuno. Gli altri andavano a casa e fino a 4 ore, quindi andava via. Anche di notte era uno? Di notte io non guardiamo, non guardiamo di notte. E cioè era guardiamo perché le bestie piccole, vedei, tante robe. Perché avevi anche altre vacche in altre parti, sto veronese? Altre boarie? Questo qua, Veronese. Avevo anche altre parti, boaria. questo qua, a San Baraj, a Raio, San Baraj si chiama. A in Sucareo, là che è nata a Gesia, perché Gesia sarebbe, E qui è che sei a Porte Grandi, là in fondo di strada, cosa questa sei? qua sono volici qua. Abbiamo di qua che viene là uno straio qua. Io so che qua cosa che va. Di qua grossi, grandi. Sempre sti veronese. Ma ci sono 12 qua di sta qua. Invece i morti, e sta ancora sta qua. Sosia sarebbe, era la mia fioi. E dove stai? A Vicenza, Quanti anni grava? 86 anni. Come si chiama? Ah, beh, un po'. Qui non mi ricordo. Non so, proprio non mi ricordo il nome. Non mi No, ricordo. se volessi andare a trovarla, dove... Io che vai a dire che aspetta qua il paron, il fattore generale. È fattore? fattore. Dove si trova questo fattore? Oddio, Niente, non importa. non so. Comunque insomma i veronesi non si sono nati in Remengo, insomma, mi pensava che fosse una famiglia di quelle vecchie che tante c'è croaese famiglie. Invece questo è sempre continua, insomma, sempre questi veronesi. Io non so quanti anni vi sia veronese perché mi sono nato sotto di loro e l'ho visto veronese. Ma io dove sono nato io? Qua. Da Porte Grandi, originario proprio Porte Grandi. Sono nato a Porte Grande proprio. Io sono nato a Porte Grande qua, quarto ultimo. Io sono da Sini. Diceva che era a scuola qua, sua moglie. Mi sono qua. Io sia lì. Qua c'era. E figa fatto non io. Io ho fatto scuola, cedo, asilo, tutto adesso. Fino a quanti anni sei andato a scuola qua? Fin quanti anni sei Sì, a stato? terza ho fatto, basta. Sì, e dopo sei a E serale. dopo, no, io stavo ancora un po'. Fino a che anno sei andato avanti? Oddio, abbiamo che vai là, devo andare quando che ho fatto qui, non mi ricordo qui. Ciao, non mi ricordo. Adesso siamo 100. Avevi un bel giro di affari, cioè più o meno quanti sei rivevo? Dipende, Un anno. dipende quanti che si butta dentro e fuori. Ma una media. In media si butta 2 milioni alla domenica. Vero. E dopo quello che rende interessi, cosa che fai? Che là fuori, qui che aspetta, qui che vieni. Ma come? Tramite i soldi, siccome che va ogni domenica non è un colpo secco. E là andiamo avanti fino ai primi di dicembre, dopo si leva e si sparisce. Tanti milioni e tanti soldi. E chi rende ognuno io? che mette, tutti i suoi. Io metto 100.000 lire su un anno e venga 100.000, uno mette 3 milioni e 3 Ciapa anche gli milioni. interessi però, ciapa. Interessi tramite i soldi che mette. Tramite i soldi che mette dentro e tira. Ho capito, ma non c'è che fai un pranzo, cosa fai? A fine dell'anno? Ah sì, qui abbiamo un pranzo proprio. Abbiamo una cena. E qui che fa gita, qui che fa cena, noi abbiamo 3 paesi qua. Dove era? 3 paesi, Cesaro, 3 paesi. Ah, da Cesaro. Giuno vecchio del posto o Cesaro? Tanti anni che io conosco famiglia è sempre stato Cesaro. Di famiglia? Di famiglia proprio di barra. Se cognome è Cesaro, non nome. Cesaro. Cesaro è... Allora, mi diciamo Cesaro, non trovi dopo il nome. Sempre visto Sempre visti anni Cesaro, a 3 paesi. C'è già i Alle pesci. case vecchie che hanno tanti anni che io qui va. Ma e oltre a fare il pranzo, vi arriva anche gli interessi a sta gente o no? Sì, Gli fuori poi il pranzo io pago, Ah, lo paga il pranzo? Sì.
pensavo... Oggi che devo interessi, dopo il pranzo si fa. Non ho capito, da Cesaro. Quanto si costa un pranzo così da curiosità? Conforme un pranzo normale, fa 30, 25, 30, 35, 30, 30, 30. Non mica caricare? No, raga, no, perché ci sono lavori, tutto no. Che roba in grande? Tutto, sono compreso, no. Però non è obbligatoria. Prima una volta era obbligatoria, adesso no. Adesso se parlando chi vuole venire, se fa le prenotazioni. Con 40 anni di lavoro? 40 anni di lavoro, tiro 450.000 franchi al mese, perché stanno sempre un mese. Come mai? Prima tiro 220.000 franchi al mese. Dopo io avanti. E come fai a vivere con chi 4 6? Beh, in secondo, ma tira anche io, compagno. No, tira manco io, perché mi tiro anche i segni. Su. Ho capito. È minima. E qui che tira 1.200.000, 1.300.000 adesso. E noi lì non lo crediamo. No, io no. Io che sono andata in pensione Del 60 anni, quanti anni avete? 60? Del 79. Del 60 76 sono anni. in pensione. Perché avevi 60 anni no. E sono in pensione con 200.000 franchi al mese. Adesso va in pensione da 40 anni, neanche, va in pensione con 1.200.000, 1.300.000. Da quando sono volo? Da quando me ne volo che lavorava qua all'aeroporto. Tipo 1.200.000, sì. 1.100.000, 1.200.000. 1.100.000. E già 40 anni. E già 40 anni. Non gagna ancora 40 anni. E ancora? Ancora con È 1.060 anni che ho fatto 40 anni poi, sono in pensione con 220.000 lire che a volta. Del 77 sono in pensione. E siamo dell'88, 11 anni. Hai capito come chiede qua avanti? Ma brutta roba qua. Giusio nato qua proprio? Nato proprio qua, nel comune di Quarto del Tino. E i sui, cosa facevi una volta? Eri anche i sui? No, io ero a Mesatri una volta. Dove? Sotto Veronese? Sempre sotto questo forum qua. Veronese era il perone tutto qua? E sei tuttora il perone tutto qua? No, io ho comprato del 5 qua. Del 5 io ho comprato. Mi sono sceso. Ma gran parte voi di abitanti di Veronese era sotto sto... No, di abitanti di Porte Grandi era sotto Veronese? Sì, tanti sì. E a bonifica, quando l'hai fatta a bonifica? Si ricorda io cosa è stato bonificare la zona? Perché DA era tutto poi uno? Qua era tutto vai. Tutta vai, era a Risere, quando mi diceva mi farò fare, mi farò amare, ma che mi ricordo a me? Mi non ho vista? Era a Risere? Dove era? Risere, di qua, di là, tutto. Anche DA, eh? Anche tutte bonifiche qua, tutta bonifica. Io si ricordo, io quando chi ha fatto queste bonifiche? No. Mi ricordo quando chi ha fatto qui a DA. Che dopo stare in sia qua, negli anni 400 campi, 500. Li ha tirati del 35. Sì, si ricorda, ma tu cari sorta, No, niente, non ricordo niente. Come non ricordo? Non è stato nel 27. E mi hanno fatto la bonifica a Caposile che è Pivanti, non è stato fatto nel 27. No, non ricordo. A me mi hanno fatto DA, ma DA mi sono sempre stato qua. Qua nella zona, insomma. Sempre nella zona. Ok. E venia fin qua. Fino a Porte Grandi? Fin qua, e venia qua, via. Qua. E Piopia là, Piopia di via. Dai Telponi, sei Piopia o Telponi lì? Telpone, Piopia, Telpone, qui di Telpone. Piopia no, Piopia. E arriva fin là Mariuso? Mariuso, il Ferrasso, Mariuso e Ferrasso, che devono tre case. E domani allora Mariuso, Ferrasso e chi? Che venivano le donne. Anche femmine, donne, la vestita piccoletta, sto cavallo, muso era un cavallo. No, cavalli, non musi no, cavalli. E veniva su in fondo, con una cappella in testa, questo bastone, questo cavallo che veniva su, tirava su i barche, da Capostile veniva fin qua. E passava da Dio, e baracche dove che abitavano, che l'Arzare noi stavamo su dell'Arzare, e io passavo insieme all'Arzare, questo cavallo che veniva da Capostile. Cosa dicevi a... Oddio, che dava questo bastonetto. Quanti cavalli avevi? Uno. Con uno solo? Uno, quando chi aveva una barca sola. E quando chi aveva di più di una barca, se ne metteva anche 2 o 3, e se no veniva qui quei bestie, insomma. Ma perché tiravi anche più di una barca? Sì. Quante? Anche 3, 4, attaccare. No, 3. Una, due. No. No, che ne era di più di una, guerrino, quando chi veniva qui io ne tiravo anche 3. E tira di più del cavallo, con 2 bo. Sai come chi era una volta? Una volta che gli metteva sto 2, queste bestie, che era 2 a paro, no? Paro, no? E veniva su, gli metteva il 2 al coio e via, così ai bo. E veniva su, io passo così, così. Sì, mi ricordo me, era 3-4. E si tira basso, no?
non riabitaimo, anzi quando che passava queste barche, questa gente, perché non si vedeva nessuno là, io andai insieme all'Arda e andai a morire. Passava, Dio sa cosa che gli era per altri. Adesso no. Passava spesso però tante volte. Sì, tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, 3. E qua veniva sui vapori da Venezia, li tirava fin qua, e poi da qua e tirava su. Andava su si lei. Andava su un seconda così, diciamo andava su perché l'acqua corre parlano. E andava su un seconda. Anche qua, partiva da qua, in barca in mezzo a seconda, A seconda andando parlando. Venezia. Ma venire su, gli uomini si metteva in fondo il macchinone con le cose, con i cordi, con una cinghia larga attraverso così, e tirava 2 o 3 uomini e tirava fin qua sta. Ma a Sindia dove ieri A messo? Sindia così. Attraverso così. Beh. E io vedevo chi andava via sa. Ma come chi andava via? Fatica. A tirare su le barche e su a corrente perché gli era conto corrente ora. Perché l'acqua andava solo e veniva solo. A tirare a lingua? A tirare a lingua, ma i vacchi alla fine si segurai Perché si è visto che affari? una volta. Mi ricordo era. Adesso non si va neanche più da qua a Era il tirare. marcioro da Musestre qua. E veniva col musci, io righe il musci. Con una cosa, con una mantina, freddo. Guerino, siamo qua, aspettiamo Ottioso, aspettiamo Stefanato, aspettiamo questo, aspettiamo quello, le barche che arrivavano, chi sapeva. Era qua e cargava e si metteva con i musci, i gai, per bestie, e mangiava là, erba, e poi arrivava con le barche, era uno per uno e sono tutti. Dopo era Gigione, Boccaetto, e aveva i musci qua, i cavalli qua proprio, dove stava qua del ponte qua. Era lui, era capo della stera, era ti ti tocca questa barca, ti ti tocca quella barca, ti domani, dopo domani, era il capo che le divideva il lavoro. Comandare esso come? Come comandante. Ma Ione Boccaetto, perché Ione? Gli era grande ora? E c'è Gigione, era alto, rondo, io sto figlio di quella qua. Il ga adesso mi fa più che mi tiene, suo padre è morto, e riga 3 macerie, io figlio. Una era qua. E 2 lì a quarto. La capiamo anche qua, ma c'è qua, dove sto mi? Sì, guarda, mi ha detto ma là era su pare. Il ponte qua, era qua, lo mostro. Aveva strada di cavalli. Quanti cavalli avevi? 1, 2? 3, 4, 5 anche. Ione. Sì, da via, gli operai. Era di una gamitera su barca fino a San Michele Vecchio, fin là davanti, dopo che era un'altra squadra che tirava. San Michele Vecchio dove? Da Caiossa? Solo dopo San Michele Vecchio che abbiamo avanti. Qua. Che bricole qua che ieri ancora? Sempre stai che bricole qua. Sempre stai. E dove si veniva qua? Sui bricole? Qua. Era buon pitti qua da San Michele Vecchio e veniva qua con i muli. E vantava qua e tirava su da San Michele Vecchio. Ma veniva qui da San Michele o era Boccaetto? Boccaetto che dia l'ordine che veniva su e anche che anche i cavalli, perché neanche suoi figli, anche suo fratello, anche Tony Boccaetto che è morto da qui. E andava su. Sono anche mito 2 volte, per un franco, 50 skate, tira su. Quelli di Boccaetto, quei cavalli di Boccaetto? I cavalli di Boccaetto, sempre di Boccaetto. Io li via. E mandava via qualche uomo insomma? Si mandava via qualche uomo perché il gamma c'era via, era il cavallo. E movimento, sempre ora? Movimento, sempre, ma no, adesso noi cambiamo la vita. Adesso non più cavalli, non vedo più niente, neanche più barche. E qui era qua 66. Era noto quando come non ho capito? Da che volta il 66, cosa è successo? Il ha fatto dall'allo, il coso, i geni puntieri. Io ho fatto uno spacco come da qua e più di più. Perché l'acqua, sto qua scarica in farina. Ma qua è andato sotto acqua qua? Era, perché sto qua saltava qua. E qua era qua. E noi siamo andati via da qua. Ma era sotto acqua qua? Tutti qua, fino qua. Tutto, nemmeno io che batteva qua. Porte grandi, tutto sotto acqua? Tutto. Anche a casa sua, Tutto. Erano anche siamo andati che vieni qua, il sindaco e Viglie ne ha fatto una sua casa e vieni civile che a cara faccia vista. Tutti quanti altri. Ho paura qua, cade vecchie, un colpo spacca questo qua, perché era a legna da sola, no? Se spacca questo non colpo non butta via queste case qua. Fossi in banco di che a Nova,
perché da tanti anni che si fa, chissà quanto vi fate, qua era Cina, dopo che ho fatto Sai alla Baio, dopo che ho fatto le marionette, ho fatto, adesso il magazzino del Perù nostro. La fontanella si è trovata. Ah, si è trovata. Così. Qui ha fatta del 54. Perché dice 54? Perché vi signoro qua. Questa è una dea. Qui è dea butta forte. Là lavora, che ben forte. E questa cosa si è trovata. Questa cosa. Era butta. Quella è un silo, vedi? Quello dritto è? Dritto che l'ha fatto in così. E una volta facciamo il show a mano, no? E pestemmo. Dai, altri dentro a farlo. No, avanti. Io lo toccava fare anche il CEO. No, non gli operai, no, è bene. Buttarlo fuori, sì, no, avanti. Quanti operai avevi? Ma qua quanti operai erano una volta qua, era 500 femmine che la tagliava formento qua, sì, formento. E qua, questo paron qua, qui di qua, che ne ha bonifica qua avanti, si chiama Caderiva. E io vedo che passa per sto vincina qua, per là. Che paron sei? Era un sempre, sono voli di questa qua. Tutti da Vicenza. 500 femmine? Femmine che tagliava qua, sì. La stagione? Sì, la stagione di formento. E dopo? E dopo andava a Vieto e da dove veniva fuori queste 500? veniva da Croce, veniva da Meolo, veniva da Quarto del Tino, veniva da qua, Ponte da Caena, tutta la zona qua. E veniva a piedi, cantando la mattina, e dopo veronesi qua, e ora avanti, che ho visto che era pesantina, veniva a piedi, ora ne ha qui cavalli, torle, qui cavalli, e col caro, ne ha torle, qui cavalli. E ricaricato su e via cantando. Cosa cantate? Canzone così. Tanto perché a passarsi via. Ma con cosa tagliavi? Così va. Come sora? Sì, quello che chiami lui. In dialetto, come dice io? A mesora? Sì, io però come la chiami? Se? Mesora mi chiamo. E gli che chiama Siso Seso, Siso che taglia? Seso, Oh, anche a me che chiamo Messora, Seso non ho mai sentito. Guai che chiama Seso. Tanti che chiama Siso. Compagno che adesso come PRL. Battistoro. Ah sì, ho capito. Non hai che chiamano Battistoro, tanti che chiamano PRL, tanti che chiamano Rosoline. Hai capito? Lo battevi? Ah, io battevo quei tre piedi. Ah, quei tre piedi. Era, si metteva 20 persone che ogni tre piedi. Dove si mettevi? Chi portava fuori? Sì. Ma è da che volta che non avevo tenuto a me. Perché abitavi io, Avevo venuto a me, no, uno mi ha detto che le morti del... E che quello trovi una vita che è baracchetta, io avevo un giardino avanti, fiori. I veronesi parenti? No. Il paron che ha dato il fondo, perché ha comandato questo paron qua là. La baracca del suo di questi qua, che ne via. Come chiamavi? Gasparini. Dice questa qua sotto una casetta qua. Il comune ha dato un appartamento qua, una casetta. E là un pochino avanti perché era tutta massa intera. Ma ieri veniva fatta bene? Oh, io ero bene, lusso. Io è una botteghetta che vendeva roba letteraria. Di Gasparini? No, prima, finché era prima. Come chiamavi? Da me a cosa Bosco. Da dove? Quarto al qua, sempre sotto quarto. Bosco cosa? Bosco Pietro. Piero Bosco? Aveva qualche soprannome? Baracchetta. Aveva qualche soprannome? Piero Bosco, vendeva teragli? Sì. Fin quando? C'ho non so quanto che è morto. Però 10-15 anni che è morto. No, mi ricordo diversi anni che è. Adesso non mi intera, a fondo che è. Ma ieri hai fatto così da tutte le baracche? Anche baracche che ieri in fondo, ieri su e vai? Perché no, qui alla via no, io hai i fondamenti. Io ho fatto i fondamenti, e dopo io ho fatto i casetti. Dopo io ho fatto prima era baracca. Sì, ma le baracche, ieri su e vai anche qui, non so se mente un paio di qui. Su e vai la terra? Sì. Dopo io ho fatto i fondamenti. E cosa siete ieri su?